Il 19 aprile a Due Carrare è stata festa della liberazione dal centro commerciale. Davanti al municipio i cittadini hanno brindato con vino DOC dei Colli Euganei, rigorosamente del paese, e torta casalinga per quella che è più di una notizia del giorno, lo è forse del secolo per la comunità carrarese. Il vincolo di non edificabilità da parte della soprintendenza intorno al Castello del Cataio, che significa lo stop al centro commerciale a Due Carrare. Noi auspichiamo che questo sia l'atto definitivo che mette per sempre la parola fine a tutti i tentativi che da 20 anni stanno andando avanti, perché questa è un'area ovviamente molto appetibile dal punto di vista commerciale, ma è altrettanto preziosa per quanto riguarda la sua valenza ambientale, un territorio che appunto attorno a sé ha delle bellezze architettoniche uniche e indimenticabili. C'è anche il direttore del Castello del Cataio, Marco Moressa, insieme alle donne del comitato La Nostra Terra. Sì, è una vittoria perché la gente ha sostenuto dal basso questa causa. Noi da subito abbiamo avuto tantissime persone vicine, abbiamo avuto un comitato spontaneo che è nato proprio per la difesa di questo territorio, ma soprattutto abbiamo avuto il sostegno di migliaia e migliaia di cittadini qualsiasi visitatori che da tutta Europa sono venuti. Una vittoria anche della nostra emittente che da un anno a questa parte ha dato voce alla mobilitazione popolare contro il centro commerciale. Io credo che sia superata l'epoca dei centri commerciali e soprattutto in questa zona ce n'è già una quantità che è molto esuberante rispetto a quella che è la richiesta.